Il nostro è stato un rapporto sano in cui poi da parte mia c'è stato un interesse nei suoi confronti che lei sapeva. Iwayu! Ciao! Benvenuto e bentornati su canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi sono con un ospite speciale, prima volta sul mio canale. Prima volta. Andrea Fratino per il Cosa ne pensi di? Cosa ne penso di? Esatto, io ti farò dei nomi. Allora, innanzitutto andrò tra i tuoi seguiti di Instagram con gli occhi chiusi, scorrerò e vedo il dito dove mi capita e quindi proprio random mi dirai cosa ne pensi. E poi dopo mi sono preparato una lista di nomi, spero un po' più succulenti e dovrai essere sincero al 100%. 1000 per 1000. Perfetto. Voi ovviamente un bel mi piace, un bel Ragazzi, commento. seguitemi su Instagram, per favore. A fuori a kill che tira. Facciamolo arrivare al milione, quando vuoi arrivare? Un milione. Sarebbe bello. E niente, scrivetemi qui sotto il nome di un probabile altro ospite di questo format. Allora, adesso vado tra i tuoi seguiti, vediamo un po' i nomi che mi capitano. Vai. Cosa ne pensi di... Se non mi ho tolto Fene... Sì. Ti ho unfollowato Fene. Fa niente. Se ne frega. Cosa ne pensi di... Oh, mia tolla. Lo seguivo durante la quarantena che giocava al casino Avanti Savoia, poi l'ho conosciuto di persona, una persona educatissima, si vede che fa questo lavoro da tanto tempo, nutro grande stima nei suoi confronti e poi è il presidente dei Seven Sins. Voi questo non lo sapete? Ah, è vero? Certo. Io Chiediamo, seguo. Chi è il presidente dei Seven Sins? Vieni. Lui è quello ufficiale, diciamo. No, lui è il CEO. Ah, lui è il CEO. Sono in Italia, ciao. E chi è proprio il presidente dei Seven Sins? Ad oggi Fene è presidente. Omiato il Ah fra. no, presidente vero? È una cosa stato annunciato. Ma Il vero presidente è Omiator, però non è stato ancora annunciato. Ah, quindi Lui è stai dando, CEO, io so cos'io. mi stai dando uno spoiler nel mio... Amministratore delegato. Sì, io lui presidente. Ma Vabbè, qualcuno- comunque. Quindi qualcuno che ha i soldi. Fene, in cassa, noi giochiamo. Ah, ok. A posto, vai, passiamo alla prossima. Cosa ne pensi di... Oh! Ancora non ci fa nessuno nome. Vado. Vai. Cosa ne pensi di... Il Pancio. Anche lui, come Omi, è sui social da tanto tempo. Condividevo i suoi video su Facebook. Personaggio fantastico. Mi è piaciuto come ci siamo, diciamo, conosciuti, come abbiamo instaurato un rapporto. Che ero entrato in GOT League, che lui non mi conosceva ed ero proprio un po' preso come caricatura. Poi l'ho conosciuto anche di persona, una persona fantastica, squisita. Mi sta dando tanti consigli, mi sta aiutando a crescere. E poi mi casa quando dice profumino. Sì, dato sto nome, ormai mo così è. È bravo Andrea. Dai, andiamo al terzo. Cosa ne pensi di... Ah! Simone Crispo. Simone l'ho conosciuto, sta davanti a me, l'ho conosciuto cos'era, un annetto e mezzo fa a un evento dei Anzi, me ne vado. Fius, è un amico, c'è una grande intesa, anche lui tanta stima, ci troviamo tanto in campo, condividiamo tanti bei momenti assieme tra Nazionale e Olimpo. Poi noi abbiamo il Rito qua a Napoli che mi porta sempre da Fresco, che è lo sponsor ufficiale di questo video, ringraziamo. Proprio se no A può mangiare adattare una cosa sopra. pasta alla Nerano. Ah. No, niente, un grande amico, quindi un compagno di avventure. Spero di averlo comunque spesso e volentieri nel mio futuro. Poi, al di là della GOT League, che oggi non sappiamo quale sia il futuro di entrambi, magari riuniti ai muchachos, chi lo sa. Ma in campo qualche volta qualche punizione vi siete un po' calpestati i video, no? Allora, sulle punizioni di solito le batto io, poi capita che lui mi chieda. Ma chi le batte meglio? Parla Nicole, ragazzi, la differenza è netta, abissale. Però quando me la chiede, Vabbè, ci sta. Su cose di campo poi tra l'altro. Allora, facciamo l'ultimo random e poi passiamo alla mia lista perché è abbastanza lunga. Cosa ne pensi di Patrizio Morellato? Patrizio, pure lui è un amico, ci siamo un po' staccati durante questi anni sui social, mi ha aiutato tantissimo a inserirmi quando ero molto piccolo, mi ha dato un sacco di consigli, mi ha aiutato anche lui tanto a crescere. Abbiamo condiviso 2 anni fantastici in Stardust, poi ci siamo un po' persi, ma ci siamo anche ritrovati l'anno scorso. Non ci sentiamo spesso, ma quando stiamo assieme ci troviamo bene. Gli voglio bene, mi piace quello che fa, glielo dico spesso, si è molto verticalizzato nel mondo del fashion, più del fashion della moda, e gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Ok, allora ti restituisco il telefono, Ok. riprendo il mio e partiamo subito con un nome molto caldo negli Vai. ultimi tempi di YouTube. Cosa ne pensi di ZV Jackson? Allora, ZV è stata la prima persona a portarmi su YouTube calcio. E mi ricordo quel video andò anche parecchio bene e pensai anche da lì perché non provo anch'io a incimentarmi, inserirmi in... Questo contesto. Sicuramente è un genio in quello che fa, arriva sempre prima degli altri. Tutte le challenge che si sono viste negli ultimi anni su YouTube sono un po', non delle copie, però delle, come si può dire, molti hanno preso spunto da quello che fa lui. E il format che sta facendo tanto bello. Io ho fatto male un annetto e mezzo fa, 2 anni quasi Vorresti ormai. riprovarlo? Vorrei rifarlo perché ero appena uscito da un brutto incidente dall'ospedale. E chi lo sa, Anto. Richiamalo, Antonio. Allora, cosa ne pensi del rosso? È l'ultimo periodo, vedo, no? Che state abbastanza in
insieme, in sintonia. Matteo l'ho conosciuto al Gattopardo, è cresciuto molto, è maturato tanto, mi piace tantissimo quello che fa e sono contento che questo percorso comunque lo stiamo facendo assieme. Ho la fortuna di condividere la mia vita quotidiana con amici come Valerio, Simone, Fubbe, Sespo e tutti loro. Anche Matteo è un bravo amico e spero che possa fare tanto successo. Ok, cosa ne pensi? Ciao brother! Ciao! Ciao bello. Allora, cosa ne pensi di un fratello, penso, del web, ma non solo del web? Luca Campolunghi. Luca l'ho conosciuto in Stardust. Prima che entrasse in Stardust non mi piaceva, non so perché, a primo impatto non mi piacevano i contenuti che portava. Poi l'ho conosciuto, persona squisita. È stato uno dei pochi che nel momento del bisogno in cui mi sono trovato in difficoltà in Stardust, tra il mio carattere un po' tanto estroverso, che poi fortunatamente sono maturato sotto questo punto di vista. Lui mi ha aiutato tanto a crescere, a formarmi come persona. E condivido tante cose con lui, abbiamo tanta chimica, c'è una sana competizione, è proprio un fratello più grande e gli voglio un sacco bene. Ci sta, si vede. Allora, cosa ne pensi invece di Rebecca Parziale? Passiamo all'universo femminile. Rebecca, anche lei l'ho conosciuta in Stardust, che era molto piccola, 14 anni. Abbiamo avuto subito molta chimica e ci troviamo tanto. È stato un periodo in cui le nostre strade si sono un po' divise per circostanze che non voglio parlarne qui. Poi ci siamo ritrovati, è la mia migliore amica, gli voglio un bene infinito. Mi aiuta tanto nei momenti di difficoltà, posso aprirmi spesso con lei, parliamo di tutto, conosco i suoi genitori, lei conosce la mia famiglia, sta tanto a casa mia e di Simone, una ragazza squisita e molto matura per l'età che ha. L'hai nominato, cosa ne pensi del tuo coinquilino, Berlini? Allora Simone, ci siamo trovati un po' per caso a vivere assieme perché entrambi avevamo questa necessità di trovare casa a Milano, un coinquilino fantastico. Peccato che non pulisce mai i piatti, non fa mai la biancheria, ma di queste cose me ne occupo io, lui fa tutto il resto. Una persona anche lui molto matura, siamo nella stessa agenzia, abbiamo lo stesso gruppo di amici, mi trovo molto bene, giochiamo assieme pure agli Olimpo, bravo ragazzo. Ok, vorrei ritornare invece alle donne, c'è Vai. un nome che vorrei farti. Cosa ne pensi di Camilla? De Pandis. Sì. Con Camilla abbiamo avuto un bel come si può dire? Allora, con Camilla avete visto tutti sui social quello che siamo stati molto assieme durante quest'estate, Sì. quando è tornata dall'America e ci siamo lasciati poi che lei è partita, ci siamo salutati, buonissimi rapporti durante questo poi periodo in cui lei è stata in America, spesso ci siamo sentiti, da quando è tornata ci siamo rivisti, anche se l'abbiamo fatto vedere poco, e anche lei è una bravissima ragazza, adesso si è inserita un po' nella nostra comitiva, è molto amica con Rebecca, Alice e Carollo e niente questo. Puoi anche non rispondermi, ma tra voi c'è stata solo amicizia oppure c'è Sì, il nostro è stato un rapporto sano in cui poi da parte mia c'è stato un interesse nei suoi confronti che lei sapeva, è stato per un certo periodo pure reciproca la cosa, però non sempre le cose vanno e magari comunque ne abbiamo già parlato e riparlato, non voglio ritoccare questo argomento che è passato già parecchio tempo e siamo rimasti in buoni rapporti e questo è l'importante. Certo. Allora, passiamo invece agli streamer. Cosa ne pensi del Masseo? Masseo mi piace molto, mi ha fatto piacere essere stato corteggiato da lui durante la finestra di mercato, poi per motivi di cui non posso parlare, lui sa, mister Sturgnolo sa, non abbiamo concretizzato il colpo, lo stimo tantissimo e lo seguivo in diretta, in live, ne sa tanto e sui social da tanto tempo, ho solo da imparare. E invece di Blur, cosa ne pensi? A me piace molto perché le persone secondo me non hanno capito il suo modo di fare, cioè io anche quando magari mi prende in giro, mi fa le battute, cioè io mi diverto, mi piace quello che fa, il suo modo di porsi, mi guardo le sue live volentieri anche a casa, di sera magari quando sto a casa mi guardo le live, quando fa anche le reazioni ai nostri video, penso che comunque bisogna un po', come dire, o lo prendi in simpatia o in antipatia. Sì. Io ormai ci ho fatto l'abitudine. Hai capito com'è? Sì, mi diverto, cioè è bravo. Ok. Allora, invece, cosa ne pensi di Giorgio Ciupilan? Giorgio, ho fatto un percorso con lui in un programma televisivo, mi ha aiutato molto a inserirmi perché mi ricordo che mi ha dato molte dritte, infatti mi sarebbe molto piaciuto inserirmi nel mondo social e me ne ha dato lui l'opportunità, ho seguito molti suoi consigli, abbiamo vissuto 2 anni assieme in Stardust, ho passato bei momenti con lui, è un bravo ragazzo, adesso è tornato a vivere a Savona dalla sua famiglia, siamo in contatto. Vi vedete di meno rispetto a prima? Sì, è normale, stili di vita magari un po' diversi, scelte diverse, però anche lui è un bravo ragazzo e gli voglio bene. E cosa ne pensi di Riccardo Dose? Riccardo Dosi, io quando ero piccolissimo, cioè quando ero piccolino guardavo i suoi video, tuttora li guardo, ho grande stima in quello che fa, ho conosciuto anche Dadda, sono 2 persone squisite, sia fuori che dentro, pure in ambito calcistico, abbiamo condiviso tanti bei momenti assieme pure su Seven Sins, spero di sfidare presto quelle merdacce dei Galacticos, no veramente 2 persone, c'è tanto da imparare, umilissime, anche Awed vorrei citare, 3 persone squisite. Ok, qualche altra ragazza, ti faccio i nomi, Vai. di Anna Ciati, cosa ne pensi? Anna Ciati, siamo amici, poi comunque sempre
sempre il solito discorso, c'è stato un periodo della nostra vita in cui siamo stati molto più vicini, uscivamo assieme, amicizie in comune, poi si scelgono percorsi diversi, però comunque anche lei è una bravissima ragazza, molto matura. Spesso e volentieri abbiamo bisticciato perché siamo due caratteri molto forti, però io voglio bene. Spero, mi piace il fatto che si sia un po' inserita nel mondo della musica, vuole sfondare come DJ e quello che fa lo fa bene. Ok. Cosa ne pensi di Lisa Luchetta? Lisa è brava, è piccola, anche lei come magari Rebecca, oltre ad essere una bellissima ragazza, è proprio brava in quello che fa, è una ragazza veramente gentilissima, educatissima, molto pacata, ci vediamo poco, però comunque quando ci vediamo è sempre è un piacere parlare con lei. Ok, l'ultima ragazza, cosa ne pensi di Martina Dell'Anna? Con Martina non ho grandi rapporti, siamo stati qualche battuta, ci siamo sentiti per un periodo in cui lei si vedeva con Luca Campolunghi e questo, cioè non la conosco, quindi non Non la segui neppure? No, sì, la seguo ma non saprei che dire. Ok, allora vorrei chiudere con una ciliegina che più che altro è un meme nell'ultimo periodo, non so se l'hai conosciuto. Cosa ne pensi del dottor Bavaro? Non l'ho conosciuto, non seguo quello che fa, e quindi dimmelo tu che fa. Oddio, è un personaggio, ma in realtà neppure io lo seguo così tanto, però sono usciti fuori video e cose. Io non li ho ancora visti, quindi lo andrò a cercare. Ok, allora io penso che può finire qua, mi ha fatto molto piacere Anche a averti me. sul canale, mi ha fatto molto piacere che sei stato sincero. Al massimo. Esatto, ho apprezzato, quindi voglio, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel mi piace, continuate a seguire Andrea, facciamo Seguitemi arrivare al su milione. Insta, Seguiamolo su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video. E voglio, ciao!